Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo al Consiglio Comunale. Dobbiamo ringraziare a Michele Vella, un nostro amico di Facebook, che mi ha ricordato che c'era un Consiglio Comunale stasera fuocoso. E niente, siamo con il nostro amico Maurizio, che finalmente è una vita che ne conosco due Maurizi, uno su Facebook e uno dal vivo, e non sapevo che erano la stessa persona. Non lo sapevo, l'ho scoperto dopo. No, la foto un somiglia proprio, dice se ma sono io, è un somiglia. Bene, io ti saluto, ci vediamo sopra, che io mi vado a collegare il generatore, il gruppo elettrogeno. C'è lo screaming, sì, l'ho visto. Però può essere che lo screaming, a un certo punto, se c'è un qualcosa di fuocoso, può non schiacciare il bottone e non si vede niente, capito? Invece questa non lo può non schiacciare il bottone. Ancora tutto spento. Ci andiamo poi a sistemare dopo. Ancora non è arrivato nessuno. Buonasera. Forze dell'ordine, È bello vedere le forze dell'ordine. Anche perché non ho niente addosso, quindi. Bene, va bene, allora ora ci pausiamo un attimo e. Guarda chi c'è, guarda, vediamo se ci saluta. Ciao Sergio, ciao. L'ascensore è pesante. Beh, pausiamo un attimo, a dopo. Vediamo un po' se si fanno intervistare, se hanno bisogno di dire qualcosa. Vediamo se prima di iniziare il Consiglio Comunale. Ciao ragazzi, com'è? Prima di iniziare il Consiglio Comunale c'è qualcuno che. Parliamo di te, va bene, parliamo di te, dai. Rimandato tutto A dopo, dicelo tu, a dopo. Non ti preoccupare, siamo sempre qua. Se c'è qualcosa da dire, noi siamo qua. Perfetto, ciao. Qua nel frattempo il nostro amico Sergio, vediamo se ci scrocco una sigaretta. Vediamo se ce la posso scroccare. C'è una sigaretta per caso? Cattetille sigarette, disgraziato, cattetille. Lo sapevo. Può fare lo streaming? Facemmo lo streaming stasera. Due, uno so e uno mio. Faremmo quel meglio. Tu che? Ma copii battute poi, no? In anteprima se le sente, prima di volta. Ma tu mi sul camicino è mia. Però me la dire quando vieni. Allora, c'è lo screaming là, non te la prendere con sei sempre ripreso. Ha chiesto la parola, potete decidere notiziare su qualcosa che riguarda l'intero Consiglio Comunale. Allora, tutta la vicenda parte 2 giorni fa, poi arriveremo, come ho detto, a trattare pure i problemi, perché all'interno delle dichiarazioni fatte dal vice sindaco, che oggi non è presente, perché come lui si definisce problem solver, non fare proprio, in quanto riferiva che il gruppo sparuto di chiamiamoli cittadini, che per volontà di sacrificio si è organizzata per andare a pulire un intervento ordinario che dovrebbe fare l'amministrazione alcune piazze che sono allo stato abbandonate e degradate. In un post che lui fa e tramite mezzo stampa definisce questo sparuto gruppo di cittadini, giovani impavidi, dei cani sciolti. Questa è un'offesa gravissima, io mi sento offeso. Vista la presenza massiccia dei lavoratori in fondo all'aula, io chiederei ai consiglieri comunali di sospendere un quarto d'ora i lavori in modo da dare audizione a loro e poi riprendere l'ordine del giorno e procedere. Circa un mese fa, lo stesso Presidente del Consiglio aveva chiesto al sindaco e al vice sindaco una conferenza istituzionale sull'argomento che non è stata data. Quindi il Consiglio Comunale, usando i suoi poteri, ha fatto un Consiglio Comunale monotematico. Ho proposto anche al signor Cacici, che è un gruppo di lavoratori ridotto ovviamente, quindi portavoce di altri lavoratori, si può incontrare precedentemente, prima del Consiglio Comunale, con i capigruppo, in modo da creare, da concordare un'azione unica e
a dire in quell'occasione tutti i problemi che coinvolgono i lavoratori dell'indotto. Quando noi all'ordine del giorno abbiamo una quindicina di debiti fuori bilancio, che sono anche soldini che vanno anche a molti cittadini. Palleggiamo palla a Ciccio, Ciccio a Cola a Giovanni a chi? E c'è un Petrello, e un Geosino, e un Gelassazzuno. Dove sono? Ora non ci sono. Ma come va a dire l'assessore o Sino o vice sindaco? Chi è in grado di parlare di questo? Nessuno. Qua lecchiamo solo le ferite dell'acqua. Ma un anno a memoria nessuno. Non ti parla mai meglio, perché uno sazzo, a uno mortivamo, uno non capisce mai. Il tempo, 20 anni che c'è il tempo. Lei sta prendendo ora. Giudice sa che si riserva. Ogni anno lei dà i soldi ogni anno, da tantissimi anni. E i soldi sono là. Il comune deve attingere a quei fondi, ma non per coprire i debiti, perché ci siamo pure noi che paghiamo le tasse. Noi abbiamo avuto l'immondizia raddoppiata. Paghiamo l'IMU, paghiamo l'ICI, paghiamo la qualsiasi, quasi paghiamo pure l'aria che respiriamo. Ci sono pure persone che vanno alla Caritas ad andarsi a prendere la spesa, ex lavoratori. Voi potete aiutarci, potete fare qualcosa per noi, ce lo dovete dire in pace, ce lo dovete dire in pace. E carina, non veniamo più, ma avete fatto ascoltare non un po', un biglietto ma un po' più voce, perché un po' alzo. Voi mi parlate di Porticciolo, Porto vanno a passare 40 senati, Contaggi, Chini, Slaggio, Green, non Green. Se lei mi dice sta volando un cielo, io ci potrei anche lei, ma non me le va a dire, stiamo facendo un green, no? Non sanno nemmeno cosa significa green. Green non lo sa, in inglese green è field, solo colore sa, ma tutte le altre cose sono incompetenti, c'è uno solo, la rovina di qua dentro è uno solo, perché lui non sa parlare, c'è chi lo suggerisce, tu esperto ma capisci. Il sindaco, il vice sindaco, gli assessori, quei consiglieri non possono fare niente, perché c'ha le mani per attaccare e me ne sono accorto, che uno stava parlando di un caso e lei va a stoppare, anche se sta parlando di muschi quando uno parla di meno. I muschi fanno parte di me. Perché un consigliere comunale quando esprime un commento o qualcosa che interessa noi lavoratori, io voglio sapere, perché stavo parlando di questo, che tutti i consiglieri e compreso. Perfetto Presidente, stavo parlando della stessa cosa, l'accentramento di poteri in un unico personaggio, come stavo dicendo, che arriva da un basso fondo e che ha combinato un casino di guai, non riesce a gestire una delega, sull'ENI ha fallito, ha fatto più di 100 missioni come diceva Palermo, Roma, Berlino, per la progettazione si chiama Berlino, abbiamo i migliori atenei in Sicilia e vai a Berlino. La scorsa settimana abbiamo votato la mozione del FED, dove sono gli stati del lavoro? Cosa ha fatto l'amministrazione per attuare questo FED? Si doveva attuare dopo un minuto, subito, doveva fare una nota trasmessa alla regione. E ora vi spieghiamo perché l'abbiamo un po' sfiduciato. Lui ha fallito nella gestione di tutte le deleghe. La denominazione cani sciocchi non interessa ai cittadini, io non credo, perché è un pubblico ufficiale, è l'investitura di vice sindaco, non può definire i suoi cittadini cani sciocchi. Vero, da una parte ve ne complimento perché sono un cane sciocco, non un padrone, quindi significa che la sua ideologia è quella di avere vari padroni in cui potersi configurare, in questo caso con l'ENI, nell'altro caso dei poteri forti. Presidente, ha messo tutti gli operai, Rancheras, Degra, il 5% a raccogliere i rifiuti in città. Abbiamo un paese che raccoglie i rifiuti, il risultato è una città sporca. Dopo 10 mesi, dopo vari dirigenti, vari assessori, varie perizie, parliamo di ieri, non capisce niente, non capisce. Dobbiamo fare una mozione di censura, lo dobbiamo
censurare per incapacità non solo politica, ma anche amministrativa, Vi racconto questo bellissimo aneddoto. Un assessore che nel 2014 il contendente dirigenziale viene quantificato come capogruppo del team del PAES, del patto dei sindaci per l'azione strategica dell'energia sostenibile, viene individuato una persona. Vi racconto questo bellissimo aneddoto. Il comune fa una chiamata all'interim interna per vedere se ci sono dei tecnici che hanno una qualifica per portare avanti questo sviluppo di questo studio. Cosa succede? Ho visto i curriculum personalmente di almeno 3 ingegneri architetti con 110 lode, pagine pronte e mansioni. Non sono stati accettati. Cosa si fa? Si fa dare un incarico esterno, firmato da un ex dirigente all'ambiente che per sommi capi diventa capogruppo del team. Nel 2015 cosa diventa lui? Diventa vice sindaco con deleghe pure dei finanziamenti europei, bandi europei, quindi diventa controllore e controllante. Il conflitto di interessi non finisce mai. La stessa cosa con lei, si va a sedere di mattina, si va a sedere di sera, va a Roma, grande vittoria, cassa integrazione. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? C'è un paese allo spazio. Presidente, è il momento di gettare le maschere. Io voglio capire se devo fare le valigie e domani me ne devo andare. Così lo diciamo pure ai loro figli, se ne vanno pure loro. Le royalties, la maggior parte delle royalties, qui abbiamo i dirigenti e dottori del al bilancio, vengono spese per il fabbisogno del personale, per i dipendenti comunali. L'altro 10% viene speso per i debiti fuori bilancio, che ci portiamo da 30 anni, Avevamo 103 milioni di crediti esigibili per 30 anni, se quando ne sono rimasti 103 milioni di euro, solo 3 milioni sono rimasti. Questa è la politica da 20 anni, ci ha portato a una devaluazione assoluta, a una povertà, come la definisco io, una guerra tra poveri. E poi vi doveste vergognare, Presidente, perché lei mi toglie la parola e devo dire la verità. Devo dire perché l'abbiamo sfiduciato, perché era un cavallo di Troia. E questa è la verità. È un incompetente politicamente e amministrativamente. Non serve a nulla. Sa solo andare nel talk show a raccontare menzogne, sì, ora diciamo, perché non si è attivato sul FEMI, sono dei fondi diretti, sono dei fondi a sostegno del lavoratore, fondi diretti, non c'è bisogno perché siccome non si può mangiare la regione noi non li attiviamo, siccome c'è sempre il ricatto occupazionale noi li lasciamo nel limbo questi lavoratori invece di dare delle sicurezze, li lasciamo nel limbo e poi vediamo le discussioni. Presidente, io voglio capire a giugno come arriverà questo bilancio. Io lo aspetto questo bilancio per portarlo alla Corte di sezione regionale della Corte dei Conti e poi lo porterò alle autorità competenti. Andremo a vedere dove sono finite le royalties. Hanno corrisposto più di 400 milioni di euro di royalties. Dovevamo avere, come diceva Salvatore Quasimodo, la Congadoro. Invece, Presidente, lei stasera ci deve dire che cosa dobbiamo fare. Se no diamo le dimissioni in massa e ce ne andiamo tutti a casa. Io una volta in una seduta consigliare, quando il sindaco è rimasto senza consiglieri, da buona mamma di famiglia ho fatto solo un'osservazione. Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo nell'interesse della città. Vi ricordate bene cosa mi ha risposto il sindaco? Dopo il discorso che ha fatto la dottoressa Pingo, io non ho più niente da aggiungere. È normale, perché le mie parole sono state sacrosante. Cioè, qualsiasi cosa succede in una famiglia, la cosa importante è essere uniti. La cosa importante è cercare di andare avanti, di risolvere i problemi di una famiglia. E quindi lui, come sindaco, a capo di un'amministrazione, nell'interesse della città, doveva cercare di risollevare questo paese. Ora non mi si può venire a dire in continuazione sono fuori. La donna lo segno perché è venuto Sgarbi. Oggi non so dove sono. Io ci credo poco a queste cose. Intanto io ho un impegno dove devo dare risposta alla città. Ha ragione il dottor Miramazzi. Andiamocene a casa, perché non siamo in grado di affrontare o di dare delle nitide risposte ai nostri cittadini, l'agricoltura, il commercio, i negozianti. Ma noi effettivamente cosa stiamo facendo? Noi da soli lo sanno che non possiamo fare niente, è quella che decide l'amministrazione, però vedete che è sorda
questa aula che molta gente, molti cittadini siamo amareggiati purtroppo da questa amministrazione e lo sto notando che anche voi siete molto amareggiati. Qua ci sono le telecamere, signori, per alzata di mano, buttiamolo allora a terra questo sindaco, scusate, non lo potete fare questo? Scusate, ci marciate, no, non l'accetto, dottoressa, tutti ci state marciando contro, alzate allora le mani se lo volete fare cadere. Ascolta, signor Presidente, Perché non si può fare? Deve durare 2 anni, ebbene, dura 2 anni senza consiglio comunale. A me mi sta bene, poi veniamo noi, veniamo ad apporci. Signor Chiacini, mi deve scusare, non è una cosa. Scusate, allora. A quelli se ne fregano anche. Dottoressa, ma a che servono allora le sue parole, le parole del consigliere? Non servono a niente. Non serve a niente. Se si dimettono illegale. Io sono molto certo scusate, stiamo cercando di massacrarla, perché se noi potessimo risolvere il problema andandoci a casa, sì, capendo che lo faremo. Scusa. No, si risolve il problema, dottoressa, si risolve il problema. Non devi dire quello che voglio e che mi fa comodo a me. Devo valutare le cose in base a Ma scusa, la chiesa non la No, Emanuele, no. Il comune! Scusa, Non sapete fare, ma questa la tagliamo, la tagliamo. La tagliamo. No, non la tagliamo. Scusatemi se ho preso le vostre difese. Dottoressa, lei si contraddice, dottoressa, non è come dice lei. Lei si contraddice. Ha detto lei che mi dovete rimettere. Ha detto lei consigliere. Dimettetevi allora, dimettetevi. E i soldi vostri che vi diamo un'avete, dimettetevi. È semplice, facciamo cassa. Facciamo cassa. Non dovete seguire me. L'avete detto voi. È diversa la cosa, dottoressa. Presidente, lei stasera ci deve dire che cosa dobbiamo fare. Se no diamo le dimissioni in massa e ce ne andiamo tutti a casa. Ha ragione, andiamocene a casa. A maestra del padre, non vediamo che saluti, lei mi ricorda. Oggi se sono qui a lamentarsi non possiamo rimproverarli, cioè non può passare l'idea che il torto ce l'hanno loro. Così come a voi che diciamo non potete anche voi dire che il torto è da questa parte. Noi siamo, e lo abbiamo sempre detto, siamo con voi. Noi siamo per la vertenza Gela e su qualsiasi cosa possa aiutare la vertenza Gela. Però ahimè, il vice sindaco in tante occasioni ha detto che aveva risolto il problema, che iniziavano 40 cantieri, che ora iniziano le occupazioni e su questo tema nessuno ha fatto opposizione, cioè su questo tema nessuno dei consiglieri comunali ha mai contrastato l'azione del sindaco. Ma oggi, a 1 anno dalle elezioni, bisogna fare un consultivo. A parte la volontà dei lavoratori, a parte l'aiuto dei consiglieri comunali, io non vedo un solo risultato che ha prodotto l'azione del sindaco e del vice sindaco, non ne vedo. Quando loro dicono sulle dimissioni, su questo bisogna essere chiari. Se noi ci dimettiamo, purtroppo c'è una legge regionale che mantiene in carica il sindaco e senza il controllo nostro, che penso sarebbe peggio. Sta di nuovo a noi rimboccarci le maniche e chiedere a questo sindaco, una volta per tutte, quali sono le interlocuzioni che hanno, perché vi ricordate noi andavamo a Roma, poi ci hanno detto non c'è bisogno che venite perché ci pensiamo noi, tanto voi non entrate. Bene, ora dopo 1 anno sarebbe opportuno, ad esempio Presidente, se non metto male, il giorno 31 ci doveva essere una riunione monotematica sul caso Gela, il sindaco ha detto che non sarà presente e quindi quella riunione viene posticipata. È chiaro che c'è qualcosa che non funziona.
decidere. Presidente, lei stasera ci deve dire che cosa dobbiamo fare. Se no diamo le dimissioni in massa e ce ne andiamo tutti a casa. Se no diamo le dimissioni in massa e ce ne andiamo tutti a casa. Ha ragione questi ragazzi. Andiamocene a casa, andiamocene a casa, andiamocene a casa. Siete siciliani, ci sono là, e a dicembre c'erano le candele aperte, c'erano le politiche, oggi non ci sono. Non ci siamo stati noi e voi non avete parlato perché in casa qua non facevano, ma tutti siamo sempre qua. Il signore tu non te ne vuoi, se vuoi non puoi asila, ognuno è qua. Ora non potete dire l'area di questa complessa, i cantieri dove sono? Io direi di farci ridare la palla, visto che loro la stanno giocando male, e per primo chiedere urgentemente, o con la presenza del sindaco, senza la presenza del sindaco, c'è il presidente che può benissimo rappresentare l'istanza dei lavoratori, chiedere un incontro con il governatore, perché lui è quello che prima del sindaco sa quali sono le prossime scadenze, lui sa perché ha partecipato alle riunioni con invitati, quali sono, quindi noi dobbiamo. Allora, io questa sera sono veramente amareggiata perché non mi aspettavo di avere nuovamente presenti gli operatori dell'edificio di Operette che è morto, ma mi aspettavo almeno la presenza del sindaco, considerando che lei, il presidente, ha i pieni poteri per poter chiamare immediatamente il sindaco, perché non possiamo aspettare un'altra settimana o altre 2 settimane. Chiedo innanzitutto di sapere dov'è questa sera, visto che non ci ha pensato nella sua presenza. Oltre questo, se il sindaco non è presente, chiedo dov'è il vice sindaco, perché poi mi sta sembrando un continuo scaricabarile. A compete all'assessore, A compete al governatore, A compete. Fatto sta che noi consiglieri comunali ci troviamo di fronte ad un'emergenza, l'ennesima emergenza, perché purtroppo non è soltanto questa, a cui non sappiamo dare nessuna risposta. Oltre a questo, se è necessario intervenire dopo aver sentito il sindaco, che è la persona più immediata da poter reperire, penso, dopo questo, se è necessario andare alla regione, chiamare il presidente, si farà, perché a me interessa avere la situazione chiara sotto ogni punto di vista, o negativa o positiva che possa essere. Presidente, visto che lei ha i pieni poteri di indire un consiglio urgente, considerando che prima di chiamare il sindaco e il vice sindaco anche stasera, perché considerando l'emergenza non mi sembra Per impegni istituzionali, impegni istituzionali, perfetto, domani avrà impegni pure istituzionali. Però vorrei che si sapesse stasera che noi non sappiamo nulla. Utilizzo questo gioco di parole. Noi non sappiamo nulla. Il consiglio comunale, il consigliere comunale Simone Morgana non sa quello che sta facendo attualmente l'amministrazione sulla politica industriale. Stasera immagino, sempre per sentito dire, ma spero che qualcuno me lo dica, che il sindaco o l'amministrazione sia istituzionalmente presente da qualche parte. Buonasera, Palazzo Mattina è Chisto, vero? E allora a me mi ha invitato uno su Facebook, dice mi viene a fare un servizio acqua, ma lei è misucca giustamente La lista. ho capito, quindi lei va a legge a lista e se io un sogno da lista non c'è scritto Galante sicuramente. E come potremmo fare? A come potremmo dire? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. Stiamo vedendo se
si può trasere, perché non è che a tutti che la cosa si combina, perché qua ormai ve l'ho detto, c'è aria di regime, quindi... Ciao Totò! Quindi, ciao ragazzi! Quindi già se io consiglio comunale ci mancava picca che ne facevano staccare delle camere, figurati. E parte il partito della trasparenza. Vabbè, noi la vediamo qua, ci siamo cucchianati un amico, vediamo cosa può fare. Ma più che altro era perché c'è l'amministrazione, quindi solo così. Sono il sindaco giusto perché è stato Vabbè, certo, è stato invitato, ma non... Certo, sì, no, perché pensavamo, siccome c'era il consiglio comunale che lo cercavano, no? Allora, pensavamo che stava andando a fare un'altra cosa che riguardasse Gela. No, assolutamente. E invece è una cosa, una cena così. Lo faccio io. Vabbè, no, signora, c'è stato solo questo fraintendimento da parte nostra, perché pensavamo che se il sindaco sia ad amministrare la città, quello pensavamo, capito? Ecco, vabbè, significa che era più importante la cena. Basta, chiuso. A voi la linea studio e a voi deducere. Ciao ciao. Dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone